Bullini è partito dal patto di solidarietà che l'amministrazione aveva appunto stabilito con Catoma e con Metodio, però noi ci siamo rivolti soprattutto al problema della donna africana e quindi siamo partiti da là, capisci? Ecco, cioè noi non abbiamo avuto un rapporto precedentemente con Metodio, mentre l'amministrazione, Giorgio Massolini eccetera, sì, certamente hanno avuto, anche perché all'epoca per esempio anche Bruno Milani lo ha frequentato molto perché erano tutti ragazzini, andavano a fare gite, andavano a fare biciclettate insieme, no? Ecco, quindi io non ho avuto un vero e proprio rapporto con Metodio. Io e il gruppo Milo Bullini siamo partiti da il patto di solidarietà che volevamo che fosse esteso anche alla donna di Catoma. E da lì è nato il progetto Le nostre mani per Catoma, che poi è diventato il laboratorio di sartoria SIMA, che vuol dire gratitudine, che raccoglie praticamente donne di tutte le confessioni religiose. Questo è molto importante dirlo perché sotto questo nome non si vuole mettere in imbarazzo, diciamo, nessuna persona, proprio perché vi entrano le donne di tutte le confessioni religiose. Bene, questo SIMA è stato il punto dal quale siamo partiti, cioè un laboratorio di sartoria che insegnasse alle donne di Catoma un lavoro, desse loro dignità sociale e quindi anche un'autonomia all'interno del villaggio. Le donne lì sono eccezionali, hanno colto al volo, diciamo, questa esperienza e hanno cominciato a lavorare sodo perché oltre ad imparare la sartoria hanno anche comprato un posto al mercato lì del paese, hanno cominciato a vendere i loro prodotti, i loro vestiti e da lì quindi a raccogliere dei soldi che permettevano loro di comprare altre macchine, altri macchinari e di reinvestirli nel progetto. A un certo punto poi hanno deciso di chiedere il microcredito, che forse è l'esperienza più interessante, perché chiedendo il microcredito hanno potuto iniziare a fare delle attività con le quali possono poi ripagare il debito che hanno contratto. Per esempio la presidente di questo gruppo di donne che si chiama Catoma Tailoring, ecco, essendo infermiera ha deciso di aprire una piccola farmacia, per esempio lì nel paese, però ci sono anche donne che hanno iniziato a coltivare prodotti dell'orto che poi rivendono, alcune sono sarte a tempo pieno, altre vendono il pesce per esempio del lago Vittoria, ecco, e quindi oppure fanno cesti, ecco, tutte attività che servono per raccogliere soldi e per metterli nel progetto per poter pagare il debito che hanno contratto, ripeto, e quindi crescere, ecco, sempre di più. Questo è stato un po' la nostra storia. I rapporti con Metodio sono di estrema fiducia, nel senso che noi ovviamente tutto quello che ricaviamo dalle offerte delle ricamatrici, dalle mostre dell'artigianato, dalla provincia che ci ha aiutato in questo progetto, ma anche con il palio, perché praticamente le sarte del Milo Bullini lavorano per confezionare i pali oppure per confezionare i vestiti gratuitamente, e quindi tutto questo poi va a vantaggio di Catoma, ecco, quindi tutto questo denaro che è arrivato, insomma, anche in maniera abbastanza consistente, va nel conto di Metodio, nel quale abbiamo la massima fiducia, e lui poi lo distribuisce e ci manda le informazioni, le fotografie, ecco. Comunque tutte queste cose, per chi volesse vederle, sono nel portale delle associazioni del comune di Ponzano. Io ho inserito anche fotografie, il progetto stesso, eccetera, che può essere visto da tutti, insomma, ecco. E come si aspetta appunto questa venuta di Metodio qui a Ponzano, questa sera, diciamo?
Ma insomma è Essere con sempre trepidazione. è un momento sempre diciamo emozionante perché porta l'aria dell'Africa, porta l'aria dell'entusiasmo anche della gente di là, perché effettivamente Metodio stesso non credeva che le donne, io parlo sempre per quanto riguarda il nostro progetto, fossero così attive, così industriose, così anche Pronte, piene diciamo, di iniziative, eccetera, che riuscissero a reagire in maniera così positiva. Cioè lui non dava molta fiducia alle donne, ma ha dovuto ricredersi perché nel giro di 4-5 anni sono riuscite veramente a trasformare la loro vita, cioè da semplici raccoglitrici di caffè o da studentesse di scuola fino sì, diciamo, verso i 14 anni per poi abbandonare il tutto, ecco, si sono trasformate in donne che lavorano, che sono autonome e che hanno anche una importanza all'interno, proprio quella dignità sociale alla quale puntavamo noi quando abbiamo iniziato e voluto il progetto, insomma. Ecco, quindi è sempre una venuta, diciamo, che accogliamo con molta felicità, ecco. Perfetto, un augurio a Metodio? Beh, l'augurio a Metodio prima di tutto per la sua salute, perché so che ultimamente non è stata proprio delle migliori, ma poi che continui a girare l'Europa, che continui a girare il mondo portando, ecco, il messaggio di pace, ma anche di questa Tanzania laboriosa e che si sta dando molto da fare per il progresso della gente, insomma. Ecco. Perfetto, grazie Laura Gracis.